ruolo dell'ingegnere è sempre fondamentale, sia per quanto riguarda il discorso della prevenzione che della gestione dell'emergenza. Gli ingegneri sono sempre stati disponibili a partecipare anche ad eventi, insomma, cioè in seguito, diciamo, ad eventi calamitosi, hanno prestato a livello del tutto volontario e gratuito la loro opera per venire incontro, diciamo, alle prime esigenze della popolazione che chiaramente ha subito disagi, danni e quant'altro. Insomma, diciamo che in quest'ultimo periodo noi ci stiamo anche tra virgolette formando in questo senso. Prova ne sia appunto che abbiamo già una squadra di 45 elementi che hanno seguito un corso specifico e che sono a disposizione della protezione civile sia nazionale che regionale per interventi di emergenza. Gli ingegneri oserei dire che hanno sempre giocato un ruolo determinante nella prevenzione, in quanto proprio per loro formazione gli vengono demandati compiti, diciamo, che sono fondamentali, ad esempio nella progettazione dell'ingegneria antisismica, nella salvaguardia e tutela del territorio e anche per quanto riguarda soprattutto il discorso del rischio idraulico. Possiamo certamente dire che gli ingegneri hanno sempre avuto un ruolo determinante nella progettazione degli interventi e quindi nella fase strutturale sono sempre stati coinvolti sia per competenza che per capacità. La cosa che dovrà portare al futuro dello sviluppo e dell'impiego degli ingegneri è il fatto che purtroppo per una situazione economica che sta mutando la disponibilità per i fondi strutturali è sempre inferiore. Per questo motivo si può pensare tranquillamente che gli ingegneri collaborino con la protezione civile per fare attività pura di pianificazione, quindi un ruolo che una volta era anche un ruolo dedicato all'ingegneria, ma oggi è stato in qualche modo soppiantato dalla disponibilità di opere da fare, la necessità di opere per la messa in sicurezza dei territori, e quindi la pianificazione diventa la sfida dell'ingegnere. Questa è stata un'esperienza molto positiva per la Regione, è stata un'esperienza che ci ha fatto capire come la cooperazione tra i vari ordini professionali sia molto importante. È stata un'esperienza che ha detto e ha fatto capire alla Regione la necessità di sviluppare questo concetto, che è il concetto del tecnico volontario. I colleghi sono stati molto attivi nel collaborare con i docenti del corso, i risultati sono stati buoni, nella media siamo circa a metà strada come qualità e risultato degli esami. Direi che tutto sommato si può dire che l'evento sia stato più che positivo. C'è ampia conoscenza nei rapporti di quali sono le procedure che dobbiamo attuare in fase d'emergenza, questo anche grazie al fatto che comunque la collaborazione con la protezione civile è ampiamente sostenuta da entrambe le parti in senso positivo, e vorrei dire che abbiamo anche gli stessi intendimenti di programmazione per quello che sarà il futuro e per continuare ad avere un'attività attiva nello svolgimento dell'emergenza. La nostra regione, le conoscenze del territorio sono buone, per cui siamo in grado di poter sostenere, direi discretamente bene, quelle che sono le richieste nella fase emergenziale,
anche perché comunque tutta la fase preparatoria alla fase d'emergenza, così come è stata gestita, può dare dei risultati sicuramente in salita e in miglioramento.